Si affievoliscono le speranze per il 67enne di Chioggia, spinto a terra e ridotto in fin di vita dal 26enne al quale aveva urtato il braccio sulle scale del condominio. L'uomo è in fin di vita, il sindaco, siamo sconvolti. Incubo finito per una ragazza di 22 anni di origini indiane rinchiusa in casa dal padre per oltre una settimana perché non accettava la relazione col fidanzato. L'uomo è stato arrestato. Qatargate, mentre a Venezia viene annullato il convegno al quale doveva partecipare Antonio Panzeri, l'indagine si allarga, perquisiti gli uffici di alcuni assistenti di europarlamentari, tra cui la collaboratrice di Alessandra Moretti. La Dem replica, respinga ogni insinuazione. Solo Padova in rialzo tra le province venete. Nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, il calo maggiore per Treviso, Belluno e Rovigo, tra gli indicatori natalità, lavoro e sicurezza. Il Veneto sotto zero, dalla montagna alla pianura, e il ghiaccio provoca i primi pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. Caos stamane sulla linea Padova-Venezia. Bagno no gender in una scuola superiore di Treviso. L'assessore Donazzana attacca, i problemi sono altri. Per la dirigente dell'ufficio scolastico regionale è urgente che la politica dia degli indirizzi sul tema. Per tutti i fedeli un appuntamento da non perdere: domani 13 dicembre su Antenna 3 alle 18 in diretta la messa di Santa Lucia celebrata dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con la pagina di cronaca molto importante e significativa di questa sera, vi sottopongo il sondaggio in vista della prima serata di Antenna 3 di Ring. Vi chiediamo questa sera: bagni no gender a scuola, siete favorevoli oppure contrari? Per rispondere di sì, che siete favorevoli, 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690, e come detto poi vedremo quale sarà la vostra opinione nel corso di Ring in prima serata su Antenna 3. Ora andiamo appunto alla cronaca, perché sono ancora gravissime le condizioni del 67enne che sabato sera a Chioggia è stato ridotto in fin di vita per aver urtato il braccio di un 26enne sulle scale di un condominio. Sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre Paolo Marangon, il 67enne che sabato sera in via Alga a Chioggia, per aver urtato il braccio di Andrea Morana, 26enne pregiudicato che gli ostruiva il passaggio, è stato colpito con ferocia. Tutto si è consumato in pochi minuti. Marangon che urta Morana, lui che lo insegue, lo colpisce, lo fa cadere a terra e sbatte la testa violentemente. Così forte da provocargli un'emorragia cerebrale. Morana ha avuto problemi con la giustizia. In passato è stato anche arrestato per furto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, ma al momento non è dato sapere se tra i due potesse esserci della credine o se Morana potesse essere sotto effetto di qualche sostanza per reagire in modo tanto violento a un semplice urto. Marangon voleva solo passare per poter andare a mangiare la pizza con un'amica, anche lei residente al civico 16 di via Alga come Morana. Tra i vicini nessuno parla. Io mi faccio i fatti miei, dice qualcuno fuori microfono. Altri osservano da dietro le tende di casa, ma nessuno racconta com'è andata quella sera. Sconvolto il primo cittadino. Ci lascia ovviamente sbigottiti. Avrei voglia anche di parlare con il ragazzo, no? Per dire cosa ti è scattato in testa per aggredire una persona in quel modo. Io dico sempre: amate e rispettate la nostra città, ma dobbiamo partire ad amare la città e a rispettarla anche dal comportamento che dobbiamo adottare ogni giorno tra noi. Insomma, Chioggia bene o male ci conosciamo quasi tutti, però ci tengo a sottolineare che Chioggia non è una città violenta. Chioggia è una città viva, vivace chiaramente, accogliente, e che si adopera anche con tante associazioni del terzo settore. Ecco, non vorrei che venisse dipinta come una città adesso violenta. E c'è una tragedia sugli sci tra Bolzano e il Bellunese nel passato del 57enne che ha ucciso 3 persone durante la riunione di condominio nel bar di Roma. 1 marzo 2012, il 14enne Romano Campiti muore lungo la pista della Croda Rossa nel comune di Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Il padre Claudio, il killer della strage di Roma, sprofonda in un abisso. Da quel terribile giorno la vita dell'uomo viene stravolta. Qualcosa nella sua mente probabilmente si rompe. Poi il buio di 10 anni, fatto di liti con i condomini, di denunce, di accuse, di scritte sul suo profilo a tratti deliranti, di una vita ai margini. Gli investigatori scavano nella vita di Claudio, cercano una spiegazione ad una tragedia che probabilmente non ne ha.
Tanti, troppi gli interrogativi per capire cosa ha armato la mano del 57enne che il dolore l'aveva conosciuto con la morte del figlio e che oggi ne ha causato a tante famiglie. Nel 2012 Romano, 14 anni, assieme alla sorella, decide di andare in gita con gli slittini, partendo da Cortina, dove erano in ferie con i genitori. Il ragazzino si schianta contro un albero e muore. Una tragedia per la quale sono stati condannati il maestro di sci di San Vito di Cadore, nel Bellunese, che avrebbe dovuto fare da apripista mettendosi alla testa della carovana di slittini, ed il direttore responsabile della sicurezza della struttura. Un dramma, quello di Roma, che riporta alla mente quel terribile giorno, ma è solo un filo conduttore troppo esile per collegarlo a quanto Claudio ha provocato volontariamente a Roma, nel bar dove ha ucciso 3 persone. Ora si trova in carcere e solo lui forse potrà dare risposte a domande che non trovano spiegazione. Solo una follia che le famiglie delle vittime oggi non possono accettare. Incubo finito invece per una ragazza di 22 anni rinchiusa in casa dal padre per oltre una settimana perché non accettava la relazione con il suo fidanzato. Un 51enne di origine indiana è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno accusato di sequestro di persona aggravato. L'uomo avrebbe chiuso in casa da oltre una settimana la figlia 22enne perché non accettava la sua relazione con il fidanzato, sempre di origine indiana ma appartenente ad un gruppo sociale diverso. La sua sparizione era avvenuta in circostanze sospette, tanto che il fidanzato aveva presentato denuncia ai militari dell'Arma, raccontando che la ragazza anche aveva improvvisamente dato le dimissioni dal posto di lavoro, nonostante avesse recentemente avuto una promozione. A sbloccare la situazione una brevissima telefonata della giovane che, approfittando di un momento di distrazione del padre e utilizzando un vecchio cellulare, era riuscita a contattare il fidanzato descrivendo la sua condizione e a lanciare il suo grido d'aiuto, circostanza che ha portato il ragazzo ad allertare immediatamente i carabinieri che venerdì hanno deciso di fare irruzione in casa. La segnalazione è stata determinante per consentire ai militari dell'Arma di svolgere immediati accertamenti, non conoscendo le reali condizioni della ragazza. Ciò ha permesso alla Procura della Repubblica di Vicenza di emettere un decreto di perquisizione. L'attività è stata svolta presso l'abitazione dove la ragazza viveva unitamente al padre. Nel corso della stessa sono stati acquisiti elementi che hanno confermato quanto esposto in denuncia. Ne è così scaturito l'arresto in flagranza del padre. Incubo finito per la ragazza, che è stata trovata in buone condizioni fisiche. I militari l'hanno accompagnata presso un centro antiviolenza per poi essere collocati in una struttura protetta ed essere seguita dai servizi sociali. Il padre è stato subito posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, regime confermato dall'autorità giudiziaria che sabato ne ha convalidato l'arresto. Ora veniamo all'inchiesta già ribattezzata Qatar Gate. Non solo in Laguna è stato annullato l'evento Fermate la guerra, vogliamo scendere, in cui erano previste le presenze come relatori di Pierantonio Panzeri del friulano Luca Visentini, ma è di queste ore la notizia che l'inchiesta sta sfiorando il Veneto perché altre 4 persone che non risultano indagate in questo momento si sono ritrovate i sigilli davanti ai loro uffici a Bruxelles. Si tratta di Federica Garbagnati, attuale assistente dell'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti, che in passato aveva collaborato con Panzeri, Giuseppe Meroni, anche lui ex assistente di Panzeri che ora lavora in Europa per l'azzurra Lara Comi, Donatella Rostagno, assistente di un altro europarlamentare Maria Arena, e poi di Davide Zoggia, ex deputato italiano molto vicino a Bersani, a Pierluigi Bersani, a cui è stato sequestrato il telefonino perché viveva in casa con lo stesso Meroni. La europarlamentare della Lega, la veneziana Rosanna Conte, ai nostri microfoni dice: vogliamo chiarezza. Noi abbiamo già chiesto l'intervento del Copasir e l'intervento anche della Commissione Speciale d'Inchiesta per le ingerenze straniere, quindi verrà discusso probabilmente proprio questa settimana a Strasburgo, perché è un provvedimento che deve essere preso con urgenza. Questo è quello che posso riferire al momento, perché la cosa è talmente attuale. Noi come Lega ovviamente vogliamo chiarezza, puntualità e precisione e trasparenza soprattutto, ed è fondamentale per noi. Voltiamo pagina, andiamo alla classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Vediamo come sono andate le province del Veneto.
Padova, unica città veneta a risalire di posizione nella classifica sulla qualità della vita che ogni anno viene stilata dal Sole 24 Ore. Pubblicata oggi, nella classifica le città vengono valutate in base a 90 indicatori statistici, di cui 40 aggiornati al 2022. La città di Padova sale di 4 posizioni e guadagna il 29° posto. È l'unica a salire di posizione in Veneto. Più in alto però c'è Verona al 16° posto, ma scende di 8 posizioni. Venezia invece ne perde 4 e si piazza al 20°. Crolla Treviso di 11 posizioni, precipitando al 21° posto. Male anche le altre città venete. Belluno infatti scende al 35° posto, seguita da Vicenza al 38° e Rovigo al 77°. Gli indicatori per valutare le città presentano quest'anno alcune novità. Ampio spazio infatti viene dato alle ricadute sul territorio dei grandi shock del 2022, come la guerra in Ucraina, il caro energia e l'inflazione, incluso anche l'indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022 e parametri ambientali e servizi dedicati a giovani, bambini e anziani. Al primo posto della classifica si conferma Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Per il Veneto, Belluno è al primo posto nel parametro ricchezza e consumi, mentre Treviso è al secondo posto tra le città che offrono maggior benessere alle donne. Ed è arrivato il grande freddo sulle montagne del Veneto e anche in pianura. Quasi tutte le città per la prima volta nella stagione registrano minime sotto lo zero. A Cortina d'Ampezzo, secondo dati dell'ARPAV, si è registrata una minima di meno 12 gradi, ma nella zona di Misurina, in località Paludetto, il termometro è sceso addirittura a meno 30. Temperatura glaciale ad Asiago, appena a 1000 metri di quota, con meno 22. Una curiosità meteo: alla dolina di Campoluzzo siamo addirittura a meno 38 gradi. Nei 7 capoluoghi della regione solo Venezia si è fermata a 0. Nelle altre città il termometro ha registrato meno 1 a Padova e Rovigo, meno 2 a Treviso, meno 3 a Vicenza e a Verona, meno 4 a Belluno. Nel ponte dell'Immacolata nel Bellunese raffica di interventi per soccorsi ad automobilisti che non avevano gli pneumatici adeguati. Ed è stata una mattinata di passione per viaggiatori e pendolari a causa di un guasto tecnico sulla linea Padova-Venezia che ha di fatto quasi paralizzato la circolazione, con convogli che hanno accumulato ritardi fino a 4 ore. Avete avuto ritardi? Sì, abbiamo preso il treno delle 7:35 e da Campo San Piero. Siete arrivate? Alle 10 adesso, appena arrivate. Per andare da Venezia Mestre a Padova lì è un disastro, proprio 190 minuti minimo di ritardo, come tutti i treni. Ci sono diversi ritardi, fino a 200 minuti. Mestre non parte più niente praticamente, ho preso uno che partiva anche quello 40 minuti di ritardo, quindi... I disagi sono partiti poco prima dell'alba, quando la pioggia della giornata di domenica e l'abbassamento delle temperature hanno causato la formazione di ghiaccio e conseguenti disagi lungo le vie ferroviarie della regione. Particolarmente critica la situazione lungo la tratta tra Campomarte a Padova e Rovigo e lungo la tratta tra Vicenza e Venezia. Ritardi che hanno toccato punte di 120 minuti e coinvolgli in viaggio con ritardi fino a 4 ore. Nel caos gli spostamenti dei pendolari. A Padova per ore è rimasto fermo a Campomarte un treno regionale con 600 persone a bordo. Ad Abano Terme, fermo intorno alle 8:30, un Intercity diretto a Trieste in arrivo da Roma. Il treno regionale 16732 di Trenitalia delle ore 9:13, proveniente da Venezia Mestre e diretto a Legnano, arriverà con ritardo previsto di 70 minuti. Ecco, lo vedete, le persone sono assiepate davanti ai cartelloni per cercare di capire quando riusciranno a prendere il treno. Il ghiaccio e il freddo di questa notte hanno bloccato le ferrovie del nord-est. Dopo le 10 il traffico ferroviario è ripreso a circolare in modo normale, con gradualità. È rimasta fortemente in difficoltà per interventi tecnici la linea regionale da Padova a Calalzo. Che la temperatura fosse rigida in queste ore lo conferma la schermata di ARPAV relativa alle 9 di quest'oggi. Una mattinata di passione che ha creato disagi e insofferenza tra cittadini increduli che il ghiaccio, ampiamente previsto da giorni, potesse originare situazioni simili. Spero di trovarlo, ecco, diciamo così. Da Padova all'altopiano di Asiago, completamente innevato nelle scorse ore. Ancora una volta nel territorio del comune di Gallio, in particolar modo nella valle di Campomulo, si registrano, permettetemi di usare un termine, i soliti idioti che
al calare della neve, quando arriva a 10-15 centimetri il manto nevoso, si apprestano con i propri mezzi, pensando di avere dei carri armati sotto il sedere, si apprestano ad entrare in certe zone proibite, vietate, che tra l'altro sono anche zone battute per i sci da fondo piuttosto che per le ciaspolate o le passeggiate. Il sindaco di Gallio è duro, irremovibile, perché dice non è la prima volta che succede e il danno è sia per chi compie questi gesti sconsiderati che per chi li deve soccorrere nel caso restino bloccati. Qualcuno ha dormito anche nella macchina, fortunatamente per lui aveva abbastanza carburante da tenere accesa la macchina tutta la notte, visto che siamo anche abbondantemente sotto lo zero, e queste persone, oltre che poi a rischiare loro stessi un certo assideramento, mettono come sempre a repentaglio la vita dei volontari, soccorso alpino in primis, che devono raggiungerli per soccorrerli e per poi tirar fuori le loro macchine con altri mezzi cingolati, e quindi il danno sul danno. Io ho chiesto ai carabinieri forestali di applicare il massimo della sanzione, poi quando quella sanzione dai carabinieri forestali arriverà nel mio comune, a quella sanzione applicheremo anche i danni per ripristinare i luoghi. Quanta gente avete già identificato voi? Sono 4, ma arriveremo a 8. Tolleranza zero da Gallio. Assolutamente, no, questa volta veramente io sono incazzato nero e ripeto a queste persone, e spero che qualcuno di loro mi stia anche ascoltando, perché poi spero di avere il piacere di poterci parlare personalmente con queste persone, con questi Rambo delle macchine. A loro sarà applicato il massimo della sanzione e il massimo del danno ripristino del luogo. Ci fermiamo per un velocissimo break, saremo con voi di nuovo tra poco. Eccoci di nuovo in studio, torniamo sulla vicenda del bagno no gender in una scuola superiore di Treviso, un non problema per l'assessore regionale all'istruzione Donazzan. Se fossero questi i problemi della scuola, quello di un bagno. Esordisce così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan commentando il caso del bagno no gender chiesto e ottenuto dagli studenti dell'Istituto Trevigiano Mazzotti a favore dei ragazzi che stanno compiendo un cambiamento di genere o che non si trovano a loro agio nei servizi riservati a maschi o femmine. Io mi sto affannando a che i ragazzi con disabilità possano avere dei servizi che permettano loro di entrare con una carrozzina, con un problema un po' diverso. Invece questi nostri studenti che insomma, vogliono accendere i riflettori su un non problema, decidono di parlare di questo. Un non problema dunque per Donazzan, quello dei servizi igienici neutri. Vorrei che i nostri studenti, che reputo maturi, magari avessero portato all'attenzione della pubblica opinione un maggior numero di ore di lingue straniere, visto che siamo molto deficitari, oppure un apprendimento diverso della matematica, delle scienze, della tecnica, visto che siamo molto deficitari. Avrei voluto che mi dicessero abbiamo bisogno di spazi, e invece no, vogliono un bagno solo. Va bene, faremo questa valutazione. Distingue la questione tra ciò che la normativa prevede e i chiarimenti che la politica dovrebbe fornire su questo tema la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. È un po' come la questione del fine vita. Credo che diciamo in questo momento urge proprio una definizione, una presa in carico della politica di questa tematica. Primo giorno oggi da vescovo di Vicenza per Monsignor Giuliano Brugnotto, lo abbiamo incontrato, sentiamo le prime parole da pastore della diocesi di Vicenza. Il mio messaggio è innanzitutto di ringraziamento perché ho trovato una grande accoglienza, è stato un momento molto intenso, quello vissuto ieri in cattedrale con l'ordinazione per le mani del cardinale Pietro Parolin, il quale peraltro mi ha introdotto in questo ministero con un intervento molto bello, quanto anche altrettanto impegnativo, ma
ho davvero avuto una grande accoglienza e quindi questo è il mio primo sentimento di gratitudine. E il secondo è un po' un'aspettativa di poter cominciare a conoscere un po' alla volta le varie realtà, e oggi ho avuto degli incontri istituzionali e penso nei prossimi giorni di avviare il cammino soprattutto con il clero e le altre realtà anche della città di Vicenza. Lo spirito è quello della disponibilità a mettermi in ascolto di una situazione sia cittadina come più ampiamente poi di una realtà della provincia di Vicenza, o su questo ambiente, questo territorio in cui insistono le varie comunità ecclesiali, e quindi il mio atteggiamento in questo momento è quello appunto di ascoltare e di conoscere. Vi ricordiamo domani alle 18 l'appuntamento su Antenna 3 con la diretta della messa di Santa Lucia celebrata dal Patriarca Moraglia dal Santuario Diocesano di Venezia. Antenna 3 sarà in diretta già dalle 17:45 per condurvi alla messa che avrà inizio alle 18. Al termine andrà in onda il telegiornale di Treviso, come sempre alle 19:30. Seguiranno il telegiornale di Venezia e del Veneto fino ad arrivare alla prima serata di Ring, come sempre alle 21:15. Appuntamento quindi domani alle 17:40. E adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. Italia alle prese con la prima irruzione di aria artica della stagione. Direttamente investito il nostro territorio con freddo intenso. Tempo buono. Il dettaglio di martedì 13 dicembre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Come vediamo prevarrà il sole con cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino. Aumento poi della nuvolosità nel corso della giornata. Venti nord-orientali a tratti moderati. Temperature stazionarie, ma attenzione alle forti gelate, minime sotto zero praticamente ovunque, massime invece comprese tra i 2 e i 4 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, prevalenza di cielo poco nuvoloso, di notte e al mattino intense brinate in pianura, sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime sotto lo zero, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, poche novità, tanto sole anche qui con alcune nubi in arrivo nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai -3 gradi, massime sui 2-4 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.